Eccoci tornati insieme con lo Spicigelle del Veneto, lo spazio che questa volta dedichiamo però a parlare con Federconsumatori, che fa parte sempre del grande mondo della CGIL. Federconsumatori si occupa della tutela di tutti i cittadini, indistintamente che siano anziani o non anziani, però come dicevamo in questo periodo molto lungo in cui tanti anziani sono stati un po' più isolati, sono stati un po' a casa, è bene ricordarsi che c'è chi può dare una mano anche dal punto di vista legale, chi si occupa di tutelare gli interessi di tante persone e i diritti soprattutto fondamentali. Di questo parliamo. Ben ritornata qui con noi con la Presidente di Federconsumatori Veneto, Giovanna Capuzzo. Grazie Presidente di essere qui a supportare i nostri telespettatori. Grazie a voi sempre per il gradito invito. Allora, la prima cosa, un po' la premessa, voi come sportelli siete presenti in modo capillare in tutto il territorio, avete attuato anche adesso degli sportelli chiamati Covid-19 e adesso ci racconterà di che cosa si tratta. Un passo fondamentale è quello dello famoso SPID che adesso serve a tutti. Voi aiutate anche a fare questa piccola grande cosa, perché sembra una stupidaggine ma le persone da sole hanno difficoltà. Assolutamente sì, allora noi stiamo realizzando un progetto della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico che serve proprio a dare dei punti di riferimento e di sostegno nonché di aiuto, di informazione e consulenza a tutta la cittadinanza per quanto riguarda ovviamente i problemi che possono essere derivanti dalla situazione ovviamente emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19. Allora noi siamo di fatto presenti sul territorio veneto con 52 sportelli, ma abbiamo deciso di dedicarne 13, sparsi un po' su tutto il territorio regionale, proprio per attività legate a questa progettualità. Questa progettualità che, come anticipava ovviamente lei, riguarda anche la possibilità di fornire un supporto ai cittadini per la richiesta dello SPID, che come appunto si diceva non per tutti è una procedura semplice, anzi più delle volte abbiamo riscontrato essere non proprio ovviamente semplicissima da poter effettuare in autonomia. Quello che poi noi abbiamo pensato proprio per realizzare questo progetto è di dare dei punti di riferimento per essere proprio più vicini alla cittadinanza ed aiutarli anche a svolgere quelle che ormai quotidianamente sono le diciamo operazioni quotidiane che magari in tempi addietro si potevano svolgere in maniera totalmente diversa e fisica, ma che per ovvie ragioni contingente anche la situazione di emergenza sanitaria si sono man mano ovviamente tramutate in procedure informatiche e a distanza. Quindi ben sappiamo che purtroppo in Italia il divario tecnologico, ovvero il digital divide, è comunque purtroppo ancora presente e molto importante, e quindi noi attraverso le nostre sedi diamo anche a disposizione dei cittadini interessati proprio delle postazioni internet e dei computer, con l'ausilio ovviamente di nostro personale appositamente formato, in modo tale da consentire a tutti di poter accedere a questi servizi infatti innovativi e tecnologici, anche per chi non solo non ha dimestichezza col mezzo tecnologico, ma magari anche proprio non ne possiede e quindi ha necessità di un punto di riferimento a cui rivolgersi, e noi gratuitamente diamo la possibilità appunto al cittadino di poter utilizzare i nostri computer per la navigazione, la consultazione, l'accesso anche eventualmente ovviamente in sicurezza e nel totale rispetto della privacy del singolo, anche accedere al proprio home banking o eventualmente sottoscrivere anche contratti a distanza, accedere alla propria situazione pensionistica, consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate e quant'altro possa essere necessario e che richieda purtroppo l'utilizzo appunto di un mezzo tecnologico. Quindi chi non ce l'ha può stare tranquillo, si rivolge a Federconsumatori, voi date una mano da questo punto di vista. Magari se la persona non ha grande dimestichezza lo potete aiutare in questo primo approccio, che non è così facile, perché sembra che la digitalizzazione, l'informatizzazione della pubblica amministrazione sia una cosa banale, invece tanto per cambiare in Italia non è così. E poi c'è anche la possibilità di chiedere, vedo, la sospensione o la surroga di mutui o prestiti. Queste cose che stiamo dicendo naturalmente i nostri telespettatori le possono trovare nel vostro sito internet, ben elencate e anche spiegate. Cosa vuol dire questo? Cioè una persona attraverso di voi può interagire con la propria posizione bancaria?
Sì, assolutamente sì. Allora, noi abbiamo come associazione di consumatori, tra l'altro, sottoscritto un protocollo con ABI che consente a determinate ovviamente caratteristiche e situazioni del singolo di poter anche ovviamente rinegoziare il proprio mutuo e vedere, per esempio, attraverso questa sorta di protocollo di conciliazione, protocollo accordo che abbiamo sottoscritto con ABI, quindi la società che raccoglie di per sé tutti gli istituti bancari, la possibilità appunto di sospendere il pagamento della quota capitale del mutuo, pagando ovviamente solamente degli interessi, e procedere solamente in un futuro, quindi nei mesi in cui si avrà eventualmente la possibilità di sostenere questi costi, riprendere il regolare pagamento delle rate. Oppure diamo ovviamente un sostegno, una mano e un'assistenza pratica per poter ovviamente chiedere eventualmente una rinegoziazione al di là di quello che sono già previsti dai decreti emergenziali, dalla legge Gasparini o appunto da questo accordo ABI, per vedere insomma di trovare delle soluzioni che in qualche modo riescano a agevolare il risparmiatore nel mantenimento del proprio ovviamente impegno nella restituzione degli importi che sono stati ovviamente oggetto di mutuo o piuttosto finanziamento. Dopodiché aiutiamo anche nella procedura di surroga, ovvero quello relativamente allo spostamento del proprio impegno relativamente al mutuo verso un altro istituto, cercando ovviamente anche di consigliargli quelle che sono ovviamente le accortezze da poter apportare, da dover apportare quando ovviamente si va a stipulare un contratto bancario con qualsiasi istituto, quindi aiutandolo non solo nel comprendere quali sono le condizioni economiche e contrattuali che va a stipulare, ma eventualmente aiutarlo anche per vedere qual è la soluzione migliore che il mercato offre. Assolutamente. Se poi ci spostiamo all'altra questione che comunque non riguarda tanto indebitamento, situazioni di esposizione bancaria o mutui, prestiti e quant'altro, ma le semplici vacanze. Ci sono molte persone che hanno lamentato situazioni che non si sono venute bene a chiarire con delle compagnie aeree, con dei viaggi che hanno magari pagato o non hanno, insomma, ci sono varie cose che riguardano il mondo vacanze. Voi vi occupate anche di questo, vero? Non bisogna arrendersi, Sì. ma assolutamente voi avete fatto delle battaglie anche di carattere legale molto importanti e significative, ottenendo un risarcimento anche a volte di un danno causato da una vacanza rovinata. Eh sì, noi diamo sostegno anche per quanto riguarda appunto chiamiamoli così, i diritti dei viaggiatori, non solo per quanto riguarda questa situazione che stiamo attraversando in cui purtroppo abbiamo visto l'impossibilità a spostarsi e quindi l'obbligo di vederci cancellati non solo delle prenotazioni ma anche dei voli o dei soggiorni, e quindi abbiamo fatto ovviamente intrapreso molte azioni per far sì che appunto le nostre controparti, che fossero vettori piuttosto che alberghi, piuttosto che tour operator, riconoscessero al viaggiatore, quindi al cittadino che aveva effettuato delle prenotazioni, ovviamente anticipando sicuramente dei costi, il rimborso oppure la possibilità di utilizzare in un futuro, ovviamente non troppo lontano, i suoi ovviamente biglietti, le sue prenotazioni per poter effettuare e godere del proprio viaggio e del proprio soggiorno. Anche a livello nazionale ci siamo mossi ovviamente segnalando le pratiche commerciali scorrette e quelle ovviamente che andavano contro le normative previste, che purtroppo troppi vettori, soprattutto di voli aerei, avevano attivato con la scusa ovviamente di dover rivedere le proprie prenotazioni, i propri viaggi a fronte della situazione pandemica, anche laddove la possibilità di viaggiare era stata ridata al consumatore. E quindi abbiamo visto anche in questi ultimi giorni importanti compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, venire sanzionati di importi anche importanti proprio per l'adozione di pratiche commerciali scorrette che erano state da noi associazioni, da Federconsumatori in particolare, segnalate alle autorità competenti. Insomma, una bella soddisfazione questa, Sì. Assolutamente sì. Per quanto riguarda invece la contraffazione dei prodotti, questa è un'altra grande battaglia che voi conducete da tempo. Parliamo di prodotti in generale, ma anche di prodotti alimentari, che è un altro problema perché poi coinvolge la salute dei cittadini. Anche in questo siete attivi, cioè fate di tutto, insomma. Sì, noi infatti è da anni che abbiamo posto l'attenzione in particolar modo alla contraffazione, tanto più sempre collegandosi a questo periodo in cui, come stavamo dicendo anche in altre occasioni, è aumentata la vendita soprattutto a distanza di generi di qualsiasi tipo, e abbiamo visto anche in quest'ultimo anno e mezzo anche la vendita di alimenti, proprio per magari l'impossibilità di molte persone di potersi spostare e di raggiungere i luoghi che generalmente ovviamente frequentava anche per
l'acquisto di generi di prima necessità e generi alimentari, purtroppo le truffe, le sofisticazioni, le alterazioni non sono mancate. Chiaramente noi siamo al fianco dei cittadini e soprattutto siamo un punto di ascolto e di ricevimento di tutte le segnalazioni, perché chiaramente non potendo essere presenti fisicamente, neanche virtualmente in tutti i luoghi in cui è possibile effettuare degli acquisti sia di beni che di servizi, noi appunto ci rendiamo disponibili a raccogliere tutte le contestazioni, le osservazioni, anche i sospetti ovviamente dei cittadini, per poi poter procedere con le dovute segnalazioni o ovviamente alle forze dell'ordine preposte o alle autorità ovviamente che sono incaricate per la vigilanza di questo settore, ovviamente al fine di poter garantire al consumatore la maggiore sicurezza possibile ed evitare quanto più è nelle nostre possibilità e nella collettività il ripresentarsi di queste forme di truffe che vanno ovviamente a nutrimento fondamentalmente e in particolar modo della salute del singolo. Ecco, un'altra questione che si è manifestata soprattutto per persone di una certa età, la difficoltà di prenotarsi per la vaccinazione. Sembra una cosa banale, ma non tutti hanno una famiglia vicina, eccetera, non tutti hanno anche il coraggio di andare a chiedere la possibilità di farsi l'iscrizione nel portale. Voi avete aiutato e aiutate anche delle persone che si trovano in questa situazione, no? Non appena è stato aperto il portale da parte della Regione del Veneto, noi abbiamo messo a disposizione appunto i nostri sportelli che gratuitamente danno il sostegno e l'aiuto a tutte le persone interessate per poter procedere anche alla prenotazione del vaccino. Abbiamo in questi giorni ricevuto parecchie richieste e ovviamente rimaniamo sempre a disposizione di chi avesse la necessità di chiederci informazioni o di procedere proprio direttamente alla prenotazione per poter effettuare ed aiutare chiunque ovviamente a vaccinarsi, visto che è un'azione che ovviamente come Federconsumatori e come associazione di tutela della cittadinanza riteniamo sia fondamentale, sia chiaramente un dovere non solo della persona singola ma soprattutto un dovere civico procedere alla vaccinazione. Assolutamente sì, sono tantissime le attività, poi ne svolgete ancora altre, non finiremo mai di elencarle. L'importante è comunque recarsi presso i vostri sportelli, in modo particolare per questo progetto ne avete aperte 13 se non erro. Sì. Vediamo se ci sono le slide che ci indicano, qua li vediamo infatti, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, ci sono anche gli indirizzi ma ce ne sono anche altri che è interessante annotarsi, eccoli qua, perché sono effettivamente dei sportelli dedicati proprio per queste esigenze specifiche e particolari, è corretto? Sì, e tra l'altro oltre a questi sportelli in questo periodo stiamo cercando di attivarne altri proprio a seguito delle numerose richieste che ci pervengono e per far sì che insomma la cittadinanza della Regione del Veneto possa avere quanto più possibile un punto di riferimento, come dicevamo prima, e di supporto e nonché di informazione, assistenza e consulenza quanto più vicino ovviamente alle persone. Poi ci sono dei consigli che voi date, questa è l'altra cosa importante, perché come si diceva all'inizio tante persone sono rimaste a casa, chi ha dimestichezza con il web ha visitato tantissimi siti anche per gli acquisti, però avete stilato un decalogo per gli acquisti sicuri da siti sicuri in modo da non incappare poi in situazioni veramente pregiudizievoli per la persona. Questo decalogo lo si trova sul vostro sito internet in modo particolare, ma in sintesi che cosa raccomandate? Allora, di fatto sono 10 brevissimi consigli che noi diamo, sono delle accortezze che noi consigliamo sempre di adottare prima di effettuare qualsiasi acquisto. Per esempio, noi diamo sempre l'indicazione innanzitutto di verificare, seppur la cosa richieda sempre del tempo, ma ricordiamoci insomma che il tempo, la prudenza e l'attenzione non sono mai abbastanza per poter ovviamente fare delle scelte non solo consapevoli ma informate, e verificare innanzitutto che quel sito abbia delle indicazioni per i quali è possibile ricondurre in maniera certa a chi è il venditore, quindi banalmente verificare quali sono i riferimenti della società che in quel periodo, che in quel momento ci sta vendendo un bene piuttosto che un servizio. Consigliamo altresì, come siamo stati abituati soprattutto di recente, a verificare anche le recensioni, che sono ovviamente un elemento molto importante per vedere, chiaramente sempre in rete, quali sono ovviamente le opinioni di persone che
che eventualmente avessero già acquistato attraverso quel venditore, e quindi rilasciano quelle che sono le proprie considerazioni nel fatto in cui il venditore sia stata una persona corretta, oppure si possano già essere presentate ovviamente delle problematiche. In questo caso noi avremo già un campanello d'allarme che eventualmente ci possa dire quanto può essere affidabile o meno fare un acquisto proprio attraverso quel sito internet. Dopodiché diamo anche delle indicazioni su quali sono gli elementi base che devono essere presenti. Per esempio, tutti i siti devono menzionare la possibilità di esercitare il diritto di ripensamento, che è un diritto previsto dal Codice del Consumo, e che si applica a tutte le vendite a distanza. Quindi in questo caso la vendita di beni e servizi attraverso l'e-commerce è un acquisto a distanza. Quindi la possibilità per il consumatore di recedere, quindi di annullare il proprio contratto entro 14 giorni, o dalla stipula del contratto per la fornitura di servizi o dal ricevimento della merce, proprio perché noi acquistando a distanza non abbiamo la possibilità di verificare le caratteristiche e le potenzialità anche del bene che andiamo ad acquistare. Quindi nel momento stesso in cui noi lo riceviamo a casa possiamo anche, senza dover dare una giustificazione, ripensare sull'acquisto che abbiamo fatto, comunicarlo al venditore, procedere alla restituzione della merce e vederci restituite le somme che avevamo corrisposto. Tutto questo è elencato nel decalogo, poi ci sono anche altri suggerimenti, altre cose, magari anche in proseguo andremo a menzionarle, quindi vi invito a guardare il sito che è estremamente interessante. Presidente, eccolo qua, io ricordo ancora innanzitutto la possibilità di chiamare le vostre sedi o di mandare una mail, prenotare naturalmente una consulenza, perché andare così a bomba non penso che sia indicato, e poi la donazione del 5 per 1000 che è un supporto all'attività che voi svolgete sul territorio, con il codice che si trova naturalmente sempre sul sito, giusto? Assolutamente sì. Perfetto. È una possibilità che il cittadino ha ovviamente di poter sostenere l'attività e poterci ovviamente consentire il proseguo di tutte le azioni a tutela della cittadinanza. Allora, benissimo, con questo vedete anche l'altra slide, comunque la trovate sempre sul sito, quindi è un modo per aiutare. Naturalmente poi quando si tiene la consulenza bisogna fare la tessera, mi sembra anche doveroso farlo per essere associati. Presidente, io la ringrazio, le auguro naturalmente buon lavoro. Buon proseguimento. Grazie a voi. E speriamo di averla presto anche nostra ospite. A voi telespettatori lascio, naturalmente chiudiamo questa rubrica, lascio la pubblicità, ci ritroviamo poi nuovamente dopo in studio.